La Blue Factor chiude la stagione regolare con una ottima prestazione contro il Viareggio, non basta per portare a casa un risultato, Masio Bracali, però l'orgoglio della tua squadra si è visto fino alla fine, sconfitta per 4-2 e adesso sotto con i play-out. Sì, cercheremo di lottare fino alla fine, quello che ci siamo detti nello spogliatoio. Il rammarico è solo quello di non aver interpretato tutte le partite come abbiamo fatto stasera, perché ho detto ai ragazzi che se avevamo fatto tutte le partite in questo modo magari qualche punto in più l'avremmo avuto. E che questa partita comunque gli deve rimanere nella testa per affrontare i play-out in questo modo qua. Poi alla fine faremo i conti e vedremo dove saremo. Però l'importante è esprimere tutto il nostro potenziale. Fino ad oggi l'abbiamo fatto solo in qualche partita e si possono contare su una mano, è quello il rammarico più grosso. Diciamo che era una cosa da mettere in conto, quello sì, perché comunque è una squadra giovane, una squadra fatta di ragazzi comunque abbastanza inesperti al primo anno di categoria. Speravo di vedere un miglioramento sotto questo punto di vista un po' prima durante la stagione, però diciamo è arrivata l'ultima giornata e speriamo ora ci prepareremo bene per questi play-out e vediamo un po' di fare il nostro meglio. Sì, anche perché il Castiglione avrà diversi giorni di preparazione e di allenamenti perché ha già giocato l'ultima giornata con il Monza, quindi insomma c'è tempo per rifiatare e ricaricare le pile. Ma sì, noi abbiamo anticipato la partita, a volte è un bene, a volte è un male, perché comunque le partite danno ritmo, danno intensità anche a livello di concentrazione, quindi magari cercheremo di fare un po' di amichevoli in giro per qua, per la Maremma, se qualcuno ci dà una mano e cerchiamo, ripeto, di affrontare, vediamo chi arriverà ai play-out. Visto il Giovinazzo ha vinto a Bassano stasera, tutte le altre hanno vinto. Sarà dura perché comunque il divario non è poco, però venderemo cara la pelle e vedremo.